Rialzarsi o sprofondare, tornare a brillare oppure perdersi definitivamente. Sarà Marin e Scarpitti dirci se le loro formazioni sono nel bel mezzo di una crisi o in uscita da un semplice periodo negativo. Amici del futsal e della divisione, buonasera da Alessandro Brizzi e da Marco Di Fazio. Buon anno dal Pala Cesaroni, la prima del 2025 al significato di sfida da dentro e fuori, per quello che può comportare a livello mentale ma soprattutto in termini di classifica, Marco. Sicuramente gli ultimi turni hanno delineato una Serie A molto particolare, combattuta con squadre che stanno sovvertendo anche molti pronostici. Questo è ovviamente avvincente e ci porta davanti a ogni sfida con il grande dubbio del non vedere più una partita scontata, ma veramente vedere partite splendide che quest'anno il campionato ci sta regalando. Giornata numero 12 del campionato di Serie A. Gli arbitri sono il signor Simone Zanfino di Agropoli e Denis Brecai di Treviglio. Il crono è Ugo Ciccarelli di Napoli. Vado a leggervi le due formazioni partendo dai padroni di casa che avranno a disposizione con il numero 1 Mammarella, 4 Romano, 5 Lara, 7 Fusari, Riccardinho d'Oliveira, 10 e 11. 12 di Ponto, 13 Bissoni, Taborda con la 14, 21 Sitti, 77 Micheletto e 99 Fantesele per un Genzano che ha perso Diego Mancuso e Pedrigno in questa sessione di mercato. Benevento invece con il mister Fausto Scarpitti che si presenta numero 3 Giosema, 6 De Crescenzo, 7 Stigliano, Xitao e Titon, 8 e 10, 12 Lielmi, 14 Volonnino, 17 Arvonio. Guerra con la 20, Marchesano 22, Colletta 77 e 93, Lolo Suazza. Adesso un minuto di silenzio al Pala Cesaroni. Gli applausi scroscianti del Pala Cesaroni di Genzano, pronta. L'impianto pronto al match tra Ecocity Genzano e Benevento. Ripeto, 12ª giornata, a battere sarà la squadra di Scarpetti che attaccherà da destra verso sinistra e risponderà il team di David Marin che deve tornare ai 3 punti e lo deve fare davanti al suo pubblico. Quest'oggi è l'obbligo di vincere, come quello del Benevento che deve riprendersi dal fondo della classifica e cominciarla a risalire. Inizia il match del Pala Cesaroni con il primo pallone spostato dal Benevento. Giosema. Primo pallone tra le linee, eccolo Giosema che prova a servire in avanti il numero 6 De Crescenzo, tiro sporcato e bloccato da Mammarella. Pallone a Taborda. Fusari. Risponde immediatamente il Genzano con il mancino di Fusari che si spegne sul fondo. Mister Mercato che ha cambiato tanto invece la rosa di Fausto Scarpitti. Gli innesti di Lielmi, Volonino, Iosema, Titon e Marchesano sicuramente possono aiutare questa squadra a risalire la classifica e provare a cercare di salvarsi. È normale, il cambio di allenatore poi porta anche alcune richieste da parte dell'allenatore stesso che ha cercherà di plasmare la squadra a sua immagine.
e Scarpitti è un allenatore che negli ultimi anni ha fatto davvero bene e quindi io credo che il Benevento abbia puntato su un allenatore importante per risalire la china. Vediamo intanto il lancio profondo, colpisce di testa Taborda e poi si perde il pallone per strada. E così invece viene da un momento difficile, indubbiamente la sconfitta con la Feldi è stata una sconfitta netta, con una vittoria strameritata da parte della Feldi Eboli, quindi deve assolutamente dare una reazione immediata per dimostrare di riprendere immediatamente il cammino, la continuità che aveva avuto nelle prime 6 giornate, che poi ha leggermente smarrito. Palloni a Fusari, passa a destra Micheletto, lo aspettano De Crescenzo e Volognino. Leo Micheletto prova di nuovo da questo lato, Fusari, si è abbassato De Oliveira, solito 1-2 a cercare la profondità, protegge il pallone Josema, rinvio dal fondo per Marchesano. Rimessa battuta da Micheletto, Taborda si intercambia con il 77 che passa da un lato all'altro. Giulio De Oliveira fa da perno e serve Taborda. Di nuovo De Oliveira, prova a chiudere 1-2, se la ritrova Fusari con il tacco, capisce tutto e para Marchesano. Prima grande occasione per il Genzano. Volognino portato fino dentro l'area di rigore da Micheletto e il suo pressing, raccoglie e calcia De Oliveira. Altra deviazione, pallone che tocca il soffitto del Pala Cesaroni, ci sarà fallo laterale per Micheletto. Pronto a battere il 77, raccoglie De Oliveira. Scorta ancora il pallone da Leo Micheletto. Pablo Taborda. Fusari, pallone toccato, tacco di Lolo Suazo, se la ritrova Pablo Taborda. Nuovo il pallone intercettato da Lolo Suazo che prova a mandare in profondità Josema e il pallone si spegne in fallo laterale. Vedremo dal punto di vista tattico la tipologia di gara. Il Benevento ha impostato ovviamente una gara cercando di schermare l'Ecocity nella fase di possesso, e l'Ecocity sta nella fase di non possesso prendendo molto alto il Benevento, cercando di togliere tempo e spazio per le giocate. Intanto continua l'attacco dell'Ecocity e altro fallo laterale sotto la tribuna opposta alle nostre telecamere. Micheletto calcia col mancino, il pallone scivola sul fondo, non c'è deviazione, rinvio per Marchesano. Dal punto di vista della fase di possesso, per adesso il Benevento non ha scelto un pivot statico di riferimento, sta lavorando in 4 sia con gli appoggi di Volognino che di Lolo Suazo. Borda poteva ricevere il triangolo mobile da Giulio De Oliveira, che però ha deciso di tentare direttamente la conclusione. Batte Micheletto per De Oliveira e poi ancora il pallone tolto dal destro di Cristiano Fusari, se la ritrova Mammarella. Si sono invertiti stavolta i due nello schema da calcio d'angolo. Fusari, De Oliveira, spalla alla porta, inizia il suo lavoro da pivot. Fusari accompagnato vicino da Taborda. Micheletto punta ancora sul destro e poi il pallone a rimorchio viene raccolto dai giallorossi che ripartono con Volognino. Arvonio arma il mancino, deviazione del 14 in maglia rosanero. Primo calcio d'angolo anche per il Benevento. Si avvicina al punto di battuta Lollo Suazo, come detto da Marco, il grande ex di oggi.
Entra in campo anche Titon. Benevento che ha bisogno dei suoi gol, insomma, per aumentare lo score offensivo di questa stagione. Ma giocatore di indiscusse qualità, Titon. Se trova continuità diventa sicuramente un quid positivo per il Benevento, che ovviamente ha bisogno, per tirarsi fuori dalle sabbie mobili, di trovare singoli di qualità che la mettano dentro, perché poi in Serie A, specialmente chi magari naviga nelle zone basse della classifica, ha bisogno di qualche individualità. Tanto abbiamo seguito in diretta l'uscita avventata di Marchesano, che ha salvato il Benevento. È entrato anche Riccardinho in campo. È proprio lui a servire Fusari, a mandarlo a puntare. De Oliveira ripulisce, rimette al centro Taborda. De Oliveira, anzi Fusari, non riesce a trovare lo spazio per girarsi. Insomma, si riparte da un altro fallo laterale, si rimane in quella metà campo con l'Eco City che sta premendo in questo inizio. 5 minuti e 17 sono passati del primo tempo, sempre 0-0. Riccardinho liscia la sfera. Sì, il canovaccio della gara mi sembra ben chiaro. Il Benevento cerca delle sortite offensive soprattutto nei break e lavora in fase di possesso, cercando con il movimento di trovare qualche spazio, ma principalmente lavora sulla fase di non possesso per trovare magari l'Eco City fuori posizione. Intanto Arbonio arpiona il pallone con il petto e aspetta i compagni che vengono in supporto. Si riparte da Giosema, servito Titon nel duello tra 10 con Riccardinho. Ottimo il contrasto di Pablo Taborda, che allontana il pericolo. Chissà come l'avrà preparata questa partita David Marin, un Eco City che ha lasciato tanti punti per strada con ottime squadre. Ovviamente non erano trasferte facili. È vero però che forse quando incontri una squadra del genere che deve risalire la classifica, mantenere alta la concentrazione è il lavoro maggiore che si fa in settimana, mister. Sì, a questi livelli la concentrazione dovrebbe essere un assunto scontato, ma non lo è mai nello sport, in nessun momento. Dar nulla per scontato, avere il massimo di se stessi, chiedere il massimo a se stessi deve essere veramente un mantra, e credo che Marin abbia lavorato ovviamente sul cercare di tranquillizzare. Lui è bravissimo dal punto di vista caratteriale, quindi immagino che abbia lavorato su questi principi. Riccardinho manda al bar Titon, poi calcia con il destro. Ancora una figura giallo-rossa a salvare la porta di Marchesano. Inattiva per l'Eco City, è stato nella prima parte del campionato. E vediamolo con Taborda che sposta e calcia ancora Giosema. Sì, è stato, come dicevamo, un grande lavoro fatto sulle inattive che hanno portato molti frutti. Bella la giocata di Fanteselli appena entrato. Rimane in appoggio Taborda. Micheletto riceve da Riccardinho. Anzi, Sergio Romano, è entrato anche il capitano insieme a Fantesele. Taborda. Si inverte Romano e riceve. Prova a mobilitare l'attacco l'Eco City. Vediamo adesso Fantesele che prende la corsia di sinistra insieme a Riccardinho. È proprio lì che vuole andare a puntare il numero 99. Riccardinho, Bissoni, Riccardinho, Fantesele. Lo accompagna il numero 8 Xitao. Il mancino di Andre Fantesele si spegne sui tabelloni dietro la porta di Marchesano. Xitao. Si sovrappone Titon. Arbonio sbaglia lo stop e riconquista l'Eco City. Fantesele in verticale, Bissoni spinto via da Arbonio che vuole anche la rimessa ma non la ottiene. Entrambe le squadre hanno girato abbastanza il roster. Secondo me il Benevento sta facendo anche una scelta fisica, sa che sarà una partita di sacrificio. Occhio a questa palla profonda per Bissoni, ci mette ancora la zampata Titon. E Scarpitti vuole arrivare nelle fasi cruciali con ovviamente giocatori lucidi, quindi in questa fase sta girando tutto il roster, cosa che sta facendo anche l'Eco City in questo momento, con un finto pivot come Bissoni o con
un lavoro in 4 con Riccardo e soprattutto Sergio Romano molto mobile per cercare uno spazio. Eccoli infatti, due a dialogo, Romano e Riccardinho si appoggiano su Bissoni, arriva anche Fanteselli su quel lato, Romano di prima attaccato forte da Colletta, Riccardinho, Romano, Bissoni, Romano 1-2, chiede la spinta il capitano dell'Eco City, non viene accontentato dal direttore di gara. Bravo De Crescenzo qui a mettere il piede, a recuperare, a lanciare anche profondo Titon. Bissoni fa buona guardia. Si comincia a entrare piano piano nel vivo, come se la partita fosse un pochino timida sotto alcuni punti di vista, anche dal punto di vista agonistico. Il Benevento cerca di tenerla nel binario, probabilmente è l'Eco City che deve alzarne un po' l'intensità, l'inerzia e anche l'agonismo. Qui lo stop invece lo sbaglia il Benevento con Citao. Riccardini è subito lì all'agguato. Fuori Titon. Citao in appoggio marchesano, scava profondo, prova l'aggancio Colletta, era difficile con il Romano che gli stava alle calcagne. Mammarella non sceglie Romano, vicino, ha provato il lancio verso il portoghese, che riesce soltanto a spizzare di testa. 11-11 ancora da giocare. Citao, deviazione che favorisce Riccardinho, stop così e così, e allora riesce a metterci una pezza Lolo Suazo. Bissoni attacca subito forte, quello lo Suazo quasi in preventiva su Fanteselli. Soltanto 6 presenze, ma nelle ultime 2 gare una tripletta e un gol. Lolo Suazo quando si accende fa la differenza, insomma, in questo Benevento. Eccolo ancora, Lolo Suazo a gestire il pallone, esce bene dal traffico, anche applausi dal Pala Cesaroni. Mancino al volo di Colletta, lascia l'1 contro 1 Fanteselli con De Crescenzo. Ma Lolo nel tempo ovviamente ha subito il passare dello stesso, ma dal punto di vista qualitativo è stato un giocatore favoloso per il nostro campionato, un piede mancino come veramente pochi di quelli che abbiamo visto passare nella nostra liga. Eccone un altro di Mancino, Riccardinho lo arma, prova l'extra pass verso Bissoni. Probabilmente un time out principalmente tattico, dove Scarpetti vorrà lavorare su alcuni principi da affinare, oppure vorrà sottolineare come questo è l'atteggiamento sicuramente giusto che il Benevento sta tenendo in una fase di non possesso molto attenta, specialmente nei duelli individuali, poche palle sporcate, molto attento nello schermare, quindi un Benevento che nella fase di non possesso sta lavorando come deve, quindi probabilmente un time out tecnico ma soprattutto tattico. Sì, come dici te, sicuramente è da apprezzare questo inizio del Benevento. Cosa starà dicendo invece Marin ai suoi? Ma io credo, sottolineerei un atteggiamento ancora un pochino timido, credo che serva un filo di coraggio, sai, alle volte come quando cadi un po' dal motorino, no? Ricominci con un pochino di attenzione. Mi sembra che l'Eco City abbia ripreso dopo lo schiaffo di Eboli con un'eccessiva timidezza, invece credo che debba avere un filo di sfrontatezza in più e penso che Marin stia chiedendo coraggio nelle giocate. Si riparte De Crescenzo subito a lottare 1 contro 1 con Bissoni. Romano irrompe, poi va da Riccardinho, non c'è intesa ma comunque Marchesano si impegna e salva. Gran palla per Josema che scava profondo verso Colletta, va a lottare il numero 77, pallone che sembrava uscito, si continua. Eccolo l'1 contro 1 di Fanteselli contro Lolo Suazo, di prima Romano a metà strada tra Micheletto e Bissoni. Ricomincia piano piano ad invadere la metà campo Micheletto. Fanteselli 1-2 esterno della rete, bella azione. Bella azione, ottimi i tempi di gioco di Bissoni, che secondo me è un grande pivot, sa perfettamente i tempi di gioco, oltre ad essere un giocatore poliedrico, ma sa perfettamente
come lavorare anche sull'ultimo, essendo anche un ultimo, sa bene i tempi di gioco e si comporta splendidamente. Io qui a Fusari che impegna Marchesano, palla sopra la traversa, calcio d'angolo per l'Ecositi, bel recupero alto questo. Sì, ma Fusari dal primo momento mi è parso il più coraggioso dell'Ecositi, sta provando la giocata, non ha assolutamente alcun timore reverenziale e mi piace il suo approccio alla gara. 8:43, se ne sta andando il tempo al Pala Cesaroni in questa prima gara del 2025. Si rifugia da Mammarella Fantesele e poi viene a riprendersi il pallone. Bissoni lotta con Giosema, si alza il 3, va in pressing il Benevento e si crea lo spazio. Fusari, Micheletto lo attende De Crescenzo, cambia lato allora il 77 a isolare ancora Fantesele. Bello il piattone al centro, un po' troppo lento, mette la figura Cristiano Fusari, sempre il solito Lolo Suazza a ripulire. Vedi, anche qui la fase di possesso dell'Ecositi è stata determinata la superiorità proprio da uno spunto che Fusari ha fatto, si è creata una superiorità che poi però è stata vanificata. Leo Micheletto e il suo mancino, stavolta strozzato, non come sempre. Lancio per Citao, il pallone si spegne sul fondo. Marco, è l'Ecositi che sta tirando il Benevento o è la squadra di Scarpitti che sta andando a pressare alto? No, la squadra di Scarpitti sta facendo la sua partita, schermando ogni diagonale difensiva, lavorando benissimo sui duelli e sta cercando di arginare. Questo è stato, secondo me, il primo principio. Dal punto di vista della fase di possesso, bella la palla profonda verso il movimento di Bolonnino. È ottima anche la diagonale di Bissoni che riparte. più che cercare una fase di possesso eccessivamente costruita, sta cercando secondo me delle sortite offensive. Questo anche per mantenere un equilibrio, perché come ti ripeto, secondo me il principio base sul quale ha lavorato Scarpitti è quello di non farsi trovare in un disequilibrio. Di nuovo murato Micheletto. Ottime tutte le preventive del Benevento in questi primi 13 minuti di gioco. Fusari. 7 come minuti che restano. Micheletto dialoga con Taborda. S'abbassa anche Giulio D'Oliveira. Micheletto può puntare, arriva anche Fusari a disturbare Micheletto. Il pallone passa un'unghia dal palo. È sempre lui il più pericoloso quando non si trovano spazi. Quando non si trovano spazi è necessario ricercare in zona luce soprattutto il centro a piede opposto delle situazioni. Per Micheletto quella è una base di vita e in questo momento aveva avuto un ottimo spazio, non l'ha strozzata, ha calciato bene la palla a fil di palo. Vediamo se ne approfitta il Benevento, che ha messo piede nella metà campo del Genzano. Altra deviazione, altro fallo laterale, guadagna metri la squadra di Scarpitti. Bolonnino la mette in cassaforte, lancio profondo, occhi allo spazio per Lolo Suazzo che trova la sponda. De Oliveira arriva e poi inventa, bella palla per Fusari che incespica sul pallone, perde l'attimo giusto. Taborda, Fusari, Micheletto, De Oliveira tenuto da Josema, arriva Lolo Suazzo, De Oliveira fuori, Fusari sposta e calcia. Cristiano Fusari mette il primo gol del match dietro alle spalle di Marchesano. L'Ecositi passa in vantaggio a 6 minuti dalla fine del primo tempo. Era il più coraggioso e ha trovato la via del gol, direi con merito soprattutto personale, perché ha impattato perfettamente la gara. Ha segnato Ed è anche il terzo gol in campionato di Cristiano Fusari. Josema prova a risistemarsi il Benevento, a provare la reazione, lancio lungo di Marchesano che va sul fondo. Micheletto continua ad attaccare l'Ecositi. Fusari, Taborda,
i primi 5 in campo per la squadra di David Marin. Qui lascia Taborda, Micheletto, eccolo De Oliveira, movimento alle spalle di Josema. De Oliveira la tiene il più possibile, poi trova l'ultimo tocco e quindi la rimessa è giallorossa. Arvonio in appoggio, palla difficile ma comunque gestita. Bello il dribbling di Volonnino che prova a ributtarsi in avanti, riceve la steccata qui alle spalle Capitan Arvonio, punizione. Sì, il fallo c'è, intervento in ritardo. Io credo che nei prossimi minuti non vedremo un filone tattico diverso, perché comunque 1-0 è una partita in equilibrio, il Benevento è nei binari e credo che manterrà almeno fino a fine primo tempo questo filone tattico senza alzare eccessivamente la zona di pressing e mantenendo lo stesso filone. Vediamo se questo gol invece dal punto di vista dell'Ecocity sblocca la fluidità di alcuni giocatori e lascia soprattutto in fase di possesso l'Ecocity. Vediamo Lollo Suazzi, ha uno schema a servire, Titon che calcia forse un po' troppo lento sul primo palo, se l'aspettava Mammarella e poi sulla ribattuta si salva l'Ecocity e giustamente l'arbitro dice che è rimessa del Benevento. Titon vuole velocizzare, va a battere Lolo Suazzo, sicuramente il più ispirato insieme ad Arvonio. Volonnino sul destro ma c'è Taborda da quelle parti. Lolo Suazzo punta a Micheletto, Josema, Suazzo sul suo mancino, Titon prova a isolare ancora Volonnino, il muro, Pablo Taborda che mette il piede e riparte. È un 4 contro 3, deve recuperare Titon. Fusari, riesce a passare Fusari con la punta. Ha calciato cadendo qui. Buono anche il ripiegamento difensivo come la chiusura di Micheletto. Può distendersi, Leo Micheletto va col destro, non è il suo piede ma comunque c'era forza e angolo. Sì, pensavo fintasse per rientrare sul mancino, invece ha poi tentato la soluzione di destro e io credo che un giocatore... Altro anticipo di Taborda clamoroso qui. Poi sbaglia Titon. Continua Marco. Ti dicevo, credo che un giocatore di qualità di piede mancino faccia bene a provare entrambe le soluzioni per non rimanere totalmente prevedibile per l'avversario. Jefferson Titon vuole smuovere l'attacco del Benevento. Allora Arvonio, Josema prova a stancare l'Ecocity in pressing ma qui sbaglia Josema e ci sarà un altro fallo laterale Ecocity che può tornare a respirare. Fuori Micheletto, dentro Riccardigno. Fantesele, Taborda porta via l'uomo Riccardigno. Fantesele, doppio passo sul destro al centro, De Oliveira l'aveva impattata bene ma ancora un'ottima fase difensiva di Josema che si mette ogni qualvolta in traiettoria delle conclusioni dell'Ecocity. Ne ha murate già 4 in questo primo tempo. Volonnino vuole attirare a sé l'Ecocity il Benevento. Marchesano detta in avanti, petto di Fantesele che ha tutto il tempo, sposta De Oliveira, Riccardigno con la punta, eccola la prima perla di R10 nella nostra Serie A, godiamocelo. 2-0. Bello il break, la volontà di andare verticalmente verso la porta, bravo Riccardo ad anticipare il tiro di punta è sempre un tiro strafastidioso per i portieri. Si è fatto anche il selfie con la panchina, ci ricorda un altro numero 10 che conosciamo del calcio, Titon. Ancora Ecocity, instancabile, tunnel di Taborda che passa su Arvonio che lo stende, cartellino giallo il primo del match.
E adesso indubbiamente qualcosa deve cambiare dal punto di vista tattico, vediamo se il Benevento ha la forza. Torniamo in campo, time out che probabilmente sarà servito anche al Benevento per poter risistemare qualche cosa, anche perché c'è un dato, Marco, tanto seguiamo il calcio di punizione che va a battere Riccardinho, tocco Bissoni, murato il destro provato da Fantesele, ancora Riccardinho, di nuovo Bissoni, all'indietro Taborda, appoggia di prima con il piatto Fantesele, amministra le cositi. Riccardinho, Taborda, Bissoni. Giro palla continuo, sta aspettando il Benevento, non va in pressing mister Marco. Ma credo che stia aspettando il fine tempo per poi decidere ovviamente una tattica che deve avere qualche cambiamento. Vuole rimanere in gara, questo io credo che sia ancora il principio fondamentale, però dovrà cambiare qualcosa sicuramente. Fantesele, tutti 1 contro 1 in questo momento, vediamo. Bissoni a terra sulla spinta di Shitao. Dato che volevo dirti prima, Marco, è che il Benevento in trasferta nel secondo tempo non ha mai segnato, quindi sicuramente questo è un dato che va a sfavore di mister Scarpitti, che vorrà provare ad arginare questo pronostico. Ma sicuramente il cambio di un allenatore in una società significa che c'è volontà ovviamente di un cambiamento, come dice la parola stessa. Poi un allenatore non è un mago, non può ovviamente modificare o plasmare una squadra in un attimo, e poi ovviamente oggi soprattutto nell'ultima gara a Pesaro comunque sono... Intanto Suazo, eccola la prima parata di Mammarella che deve mettere le mani. Sono gare difficili, ma soprattutto i primi aggiustamenti sono nella fase di non possesso. Poi nella fase di possesso credo che una squadra debba trovare sia qualche linea in più e sia ovviamente qualche singolo che deve prendersi qualche responsabilità. Tipo Suazo e Titon che provano a dialogare, ad andare al tiro, murato da Bissoni. Marchesano, solito lancio lungo, stavolta impreciso alle spalle di Mammarella, che è pronto a battere il rinvio. 1 minuto e poco più, 63 secondi. Riccardinho, spinto via Bissoni che resiste all'urto e guadagna fallo laterale. Siamo sotto al minuto. Bissoni, Riccardinho, su di lui Colletta ad infastidirlo. Riccardinho si affida a Mammarella che torna di nuovo dal 10, prova a puntare Colletta, libero Bissoni, Taborda tiene il pallone, va a giocare con Fantesele lungo l'out di sinistra, ne ha 2 incollati, doppio passo e poi scarico all'indietro. Si passa di nuovo da Riccardinho, pallone in verticale, interviene Bissoni, in chiusura Titon e poi Fantesele ad allontanare. Shitao, Lolo, Titon, occhi negli occhi con Fantesele, va via Titon, ottima giocata destro-sinistro. Riccardinho in raddoppio, Lolo, Suazo trova la diagonale e il gol che riapre il match, importantissimo ad 8 secondi dalla fine, chiede scusa al suo ex pubblico.
Gol Benevento, ha segnato il numero 93 Lolo Suazo. È stato bravo Titon intanto a cercare un 1 contro 1 e quello che dicevamo prima, il Benevento deve cercare una personalità nei singoli, soprattutto in quelli di qualità. E in questo caso, se lasci, come dicevamo prima, quel piede mancino, tempo e spazio, può farti male, perché come abbiamo sottolineato Lolo Suazo è un giocatore straordinario. Gol importantissimo, come dicevamo, per il Benevento, perché manda la squadra di Scarpitti all'intervallo sul 2-1. Finisce qui il primo tempo del match, si va a riposo come appena detto, 2-1, vantaggio per il Genzano. Sicuramente questo gol riapre l'inerzia della gara, il Benevento riprenderà ovviamente fiducia, però la cosa più importante invece per l'Eco City è partire dal presupposto che deve rompere il ghiaccio su quella timidezza che assolutamente non serve e non è proficua nella fase di possesso. Vediamo il secondo tempo, è stato un primo tempo che si è acceso nella parte finale. Vi salutiamo, a tra poco per il secondo tempo di Genzano Benevento.
Siamo tornati al Palacesaroni, arbitri che stanno controllando le reti e poi si potrà iniziare con il secondo tempo. 2-1 il parziale nei primi 20 effettivi, grazie ai gol di Micheletto e Riccardinho che hanno aperto il match per il Genzano, e poi è arrivato nel finale a 8 secondi dal termine il gol del Benevento che tiene in galla i ragazzi di Scarpitti. Inizia il secondo tempo della sfida. Taborda, Micheletto, Fusari attaccato, si rifugia da Mammarella. Occhio qui a Fusari che scappa via e poi pallonetto timido, occhi negli occhi con Marchesano. Clamorosa occasione per l'Eco City. De Oliveira, non è finita. Leo Micheletto trova il varco per andare e servire De Oliveira. Taborda, punta lui, riesce a saltare De Crescenzo. Poi 1-2 che si chiude, altra occasione per Fusari e stavolta Marchesano fa una paratona. Ma voglio chiederti, Marco, prima poteva fare di più Cristiano? Sì, si è trovato troppo a stretto contatto con il portiere, poteva probabilmente tentare il tiro un attimino prima per avere un raggio d'azione maggiore. Seguiamo la rimessa di Micheletto. Taborda, Micheletto, Pablo Taborda, De Oliveira a sportellate con De Crescenzo, riesce a girarsi, lo punta. Micheletto, una finta. Poi Josema nel traffico, anche De Crescenzo va ad aiutarlo e poi si tiene stretto il fallo laterale. Applausi di Marin ai suoi. Batte Lolo. Josema. Lolo. Bella la sventagliata in avanti, con un po' di fortuna la ritrova Volonnino, lo accompagna De Crescenzo. Volonnino, il raddoppio funzionale di Giulio D'Oliveira. La partita con il gol del Benevento ha ripreso il binario iniziale, con un Benevento in fase di non possesso molto attento, anche se ho notato una piccola differenza. Mi sembra che sulle palle sporcate o su una pressione pilotata voglia salire un filino di più rispetto a quello che ha fatto nella prima fazione. Tacco di De Oliveira dettato per Micheletto, poi la traversa di Giulio D'Oliveira. Bello qui il dribbling di Taborda che calcola male i passi e spara sopra la traversa. Un altro legno che va ad aggiungersi a tanti legni presi dall'Eco City in questa stagione. Già seconda sovrapposizione che porta a beneficio alla fase di possesso dell'Eco City, prima sulla catena di destra con Taborda, in questo caso sulla catena di sinistra con Micheletto. Taborda, altro recupero, altro strappo, palla a memoria, De Oliveira sposta e calcia, se l'è mangiato. Secondo me concluso bene, spostandosi la palla sul piede lontano per far spostare il portiere sul primo palo, ha incrociato leggermente fuori. Shitao lanciato in verticale, controlla il pallone quando ormai ha varcato la linea laterale del campo, poi calcia addosso a Mammarella, va a chiedergli scusa. Pablo Taborda guida l'attacco insieme a Fusari. Micheletto lascia la sovrapposizione al 7, De Oliveira si gira e mette al centro, voleva il fallo Fusari, riparte il Benevento. Bella la giocata qui, strepitosa, poi calcia con il destro Volonnino. Giocatona del 14 che adesso lascia il campo al rientro di Colletta. Era isolato contro 3, poteva solo inventarlo qui il numero 14 di Scarpitti, non distante dall'incrocio di Mammarella che adesso batte su Fusari. Taborda, Micheletto, sbaglia qui con De Crescenzo all'agguato,
Pallone sul petto di De Oliveira, che poi pianta i piedi a terra, riesce comunque a vincere il contrasto Josema. Buon anche lo spunto di Colletta, che fa il massimo in una gabbia. Lolo Suazo verticalizza. Pallone sbagliato da Colletta. Fusari si scatena e poi lascia partire il mancino che va a sbattere su Lolo Suazo. Fuori Micheletto, dentro l'altro mancino, Ricardinho. Brava ad andare in contrasto. C'è stato fallo prima, segnalato dal direttore di gara, commesso da Pablo Taborda. Punizione, prima infrazione di questo secondo tempo, commessa dal Genzano. Lolo. Palla imprecisa. Sulla corsa di Colletta. Ricardinho a dialogo con Taborda. Fantesele. Giro palla che sa tanto di recupero di energie. Qui palla a metà strada di Ricardinho. Rimedia Mammarella. Cerca di addormentare in certi casi la partita Lecco City, quasi per richiamare in pressing il Benevento. Ma non credo sia una volontà, o comunque spero che non sia una volontà, perché la Cositi deve assolutamente puntare a vincere il secondo tempo e quindi poi fisiologicamente vincere la gara. Addormentare la partita o comunque rischiare di arrivare con un vantaggio risicato nel momento clou della gara sarebbe un rischio grave. Bravo ancora Taborda a mettere il corpo davanti ad Arvonio. Ricardinho. De Oliveira si sta muovendo tanto nella ripresa. De Oliveira, appoggio Fantesele, spara il destro, ancora Murato. Poi recupero alto, Ricardinho si presenta davanti a Marchesano e scava un lob dolcissimo alle spalle che gonfia la rete. 3-1 delle Lecco City. Primo gol e prima doppietta per Ricardinho. Di destro e di sinistro ci ha fatto vedere la specialità, il suo piede forte, ma anche il piede destro, perché fa una carezza alla palla con quello che non dovrebbe essere il suo piede forte. Quindi insomma Ricardinho da applausi questo suo esordio al gol. Adesso va anche a disturbare Colletta. Un gol che ristabilisce la distanza che si era creata prima del gol di Lolo Suazo. A te mister. Ti dicevo, Ricardinho è un giocatore che non merita commento, non è giusto commentare chi ha scritto la storia di questo sport, e averlo nel nostro campionato è sicuramente una cosa favolosa, e anzi vederlo così preponderante, così all'interno del progetto Lecco City in questo caso, ma all'interno della nostra Serie A, è assolutamente una cosa splendida per chi ama questo sport. Qui non commette fallo Ricardinho, almeno secondo l'arbitro, e riesce a fare praticamente un miracolo in uscita. Scitao, un mancino che attraversa tutta l'area da parte proprio di Colletta, che adesso abbandona il campo. Pericoloso anche il Benevento che prova a reagire. Romano. Pronto anche Bissoni, probabilmente al posto di Taborda, Marco. Sì, ricomincia il roster a ruotare, in questo caso Marin con un distacco maggiore di 2 gol permette secondo me al roster di girare, di respirare, e vuole vedere chi scegliere, vuole vedere l'inerzia della gara e chi scegliere nel momento poi clou. Qui accelerata di Fantesele, in copertura servono 2 uomini. Scitao ad accompagnare Titon, che è rientrato anche in campo perché probabilmente Scarpitti adesso ha bisogno del suo bomber. Sì, diciamo che adesso bisogna vedere se il Benevento prende coraggio, perché anche la statistica che dicevi prima te non è una statistica che si può cancellare con una manna dal cielo, bisogna avvicinarsi alla porta avversaria, quindi bisogna vedere qual è l'idea. Non si può più giocare con il tempo, non è più il cronometro un amico, e quindi da questo punto di vista vediamo quali sono le idee di Scarpitti, che sicuramente avrà preparato piano B e piano C in base a tutte le varie situazioni che la gara presenta.
Eh sì, c'è poco tempo perché non ce ne siamo accorti, ma sono già passati 6 minuti e mezzo di questo secondo tempo. Ne mancano 13 e 26 per l'esattezza, per le speranze del Benevento. Shitao va a sinistra, buono lo spunto, poi si torna da Shitao, lascia partire il destro, il solito attento Mammarella. Bene, questa è una scelta buona del Benevento, cioè creare anche un 1 contro 1 rischioso come in questo caso, che però può portare poi ad una finalizzazione. Seguiamo Shitao dalla bandierina. Staccato Titon sul secondo palo, traversa clamorosa del Benevento. Pallone che resta lì, ci riprova Titon. Pallone che esce di poco sopra la traversa, occasionissima Benevento. E vedi come in un attimo si può creare l'occasione per riacciuffare il risultato. Sì, come ti dicevo, quell'1 contro 1 prima che ha liberato il tiro di Shitao e poi un'ottima inattiva finita sul legno. Questa è un'occasione che dà sicuramente coraggio adesso alla squadra di Scarpitti. Vediamo Riccardinho, Bizzoni, tacco nello spazio Romano, Marchesano, preventiva. Torna subito al raddoppio Romano, ecco la freschezza di girare la formazione. La fase di possesso del Benevento già si è spostata leggermente, di non possesso, perdonami, il Benevento si è spostata già di qualche metro. Ovviamente la coperta è quella di rischiare che un Fantesele o un Fusari in campo aperto possano veramente farti male, però non puoi assolutamente attendere più e quindi sicuramente adesso nella fase di non possesso cercherà di andare in una pressione maggiore, in un pressing più alto. Romano a pizzicare sul secondo palo, ottima la guardia del Benevento. Shitao è sempre il primo a toccare il pallone per impostare il gioco. Arvonio corpo a corpo con Riccardinho. Titon punta Romano, torna sui suoi passi, poi giocatona qui da parte di Shitao che va via Bissoni, non c'è fallo. Si erano allacciati qui due. Fantesele, eccola la scaloppata, Marchesano in uscita, la tocca con il petto e poi la rimanda addosso a Fantesele. Buona l'uscita, anche un po' fortunato qui Marchesano. Eccola la scaloppata di cui parlavi, gli spazi che si creano. Sì, poi Fantesele in questa specialità, nell'1 contro 1 a campo aperto, rimane un giocatore favoloso, quindi dargli spazio significa rischiare tantissimo. Di nuovo Fantesele. Liscia qui il pallone Micheletto che si era inserito bene. La giocata di Fantesele mi ricorda un po' in un certo senso la giocata di Robben, che faceva sempre la stessa cosa ma non riuscivano mai a fermarlo. Sì, lui ha 2 o 3 situazioni nell'1 contro 1 tra l'elastico, la finta, soprattutto non sai dove ti punta, ha questa forza fisica. Lolo va via, pallone, stesso pallone di prima, c'è sempre un buco al centro della difesa. Anche qui la giocata deriva da un'individualità, da un 1 contro 1 vinto su piede debole, bravissimo poi Lolo Suazo col piede destro a mettere una palla perfetta. Esce alla grande dal pressing l'Eco City, Fusari sulla mattonella di Fantesele di prima, destro-sinistro, prova ad addormentare il pallone. Romano, Bissoni, arriva Romano, bello il pallone di Bissoni, Romano a rimorchio, Micheletto aveva tagliato al centro e Fusari era rimasto in copertura. Buona costruzione, si è persa nell'ultimo passaggio la così. Nuovamente una costruzione derivata da una sovrapposizione, è una gestualità che la così ti porta avanti e che gli porta frutti, quindi ovviamente la persevera. Josema, Lolo, inventa, bella palla, Titon, va a terra Bissoni, Titon! Titon sempre dall'individualità, come dicevamo poco fa, il Benevento torna un gol sotto, altra giocatona di Lolo Suazo. Splendida perché ha letto uno spazio intelligente, ha letto uno spazio splendido, è stato bravo anche Titon a rientrare sul piede forte e a calciare, però splendida la palla di Lolo Suazo. Chiedo scusa, era finito a terra Romano, non Bissoni, ma resta la bellezza del gesto di Titon. Adesso si torna nella stessa situazione di inizio secondo tempo. Taborda, Micheletto, Fusari. Taborda, Leo Micheletto.
Fusari a sinistra, occhio perché c'è campo da quel lato. Micheletto converge in mezzo al campo, lo trattiene Lorenzo Guerra. C'è fallo, lo cambia subito Scarpetti e rimette in campo De Crescenzo. Sì, fallo netto, c'è trattenuta chiara. Micheletto con un controllo orientato verso l'interno aveva guadagnato spazio. Fusari porta a Bissoni. Cerca lo spazio centrale, Fusari. Micheletto. Stop così di Taborda che poi rimedia. Gioca al volo con Micheletto. Taborda la salva. E poi il pallone che viene protetto da Titon. Lolo Suazo verso De Crescenzo. Bello lo stop. Si crea lo spazio. Bissoni cadendo riesce a salvare l'Ecocity. Micheletto. Altri applausi. Fusari. All'indietro Taborda. Vede il movimento ad allargarsi di Micheletto in banda a destra. Scatta Fusari, non c'è spazio per servirlo. Bissoni. Fusari sul mancino. Lolo Suazo in copertura. Imponente in certi casi. Adesso fuori Titon. Torna in campo Volognino. Micheletto al limite dell'area. Bissoni cerca di guadagnare campo con il fisico. Buona la chiusura di Josema che poi deve fare un passo indietro perché manca un uomo, manca De Crescenzo che arriva adesso. Scucchiaiata di Lolo per De Crescenzo senza guardare no look. Riparte anche Micheletto insieme a Bissoni. Servito Micheletto da sua zona. Una finta per andare sul destro, poi viene raddoppiato da un'altra copertura di Lolo Suazo. Sì, era talmente vicino alla porta, con piede competente, poteva assolutamente calciare, ha voluto rientrare e lo spazio era troppo poco. Si aspettava forse il rientro di De Crescenzo alle sue spalle. Sì, ma in quel caso è normale che la difesa debba rinculare forte, quindi poteva calciare diretto. Cerca il destro De Oliveira, preciso all'indietro, Taborda. Micheletto vicino al 14 che adesso ha palla tra i piedi, inventa lui con l'esterno del piede, chiude Lolo Suazo e allontana. Proteste per un fallo di mano del 93, ma si gioca per il direttore di gara. Micheletto, bellissima la ruletta di Micheletto. Taborda libera il destro, Marchesano lo attende lì. Palla nello spazio per Josema. Pretende un po' troppo qui Marchesano dal numero 3. Era andato a tagliare in difesa De Oliveira che adesso ha ripreso il suo posto da pivot sostituendo Bissoni. È già la seconda volta che si propone lì davanti sulla destra. Marco fa sempre più un lavoro da regista offensivo De Oliveira. In queste ultime partite gli sta chiedendo anche questo David Marin. Sì, lui sa giocare perfettamente spalle alla porta, però sta lavorando anche specialmente su questa catena angolare, soprattutto sul suo piede destro, per rientrare, per poter calciare e per lasciare uno spazio al laterale in entrata. Un giocatore che come ruolo, come capacità può assolutamente farlo, deve essere molto supportato però dai rimorchi dei compagni. Titon adesso ha tolto Lolo Suazo, Scarpitti probabilmente per preservarlo negli ultimi minuti. No, Scarpitti sa perfettamente che sulla catena mancina di un quinto Lolo Suazo deve essere fresco perché è il giocatore che in un eventuale 5 contro 4 di possesso può assolutamente e anzi deve assolutamente prendersi la responsabilità delle giocate più importanti e quindi lo preserva dal punto di vista fisico per far sì che negli ultimi 3 minuti e mezzo possa dare il massimo del suo contributo. Sì, perché starà preparando soprattutto anche il quinto. Taborda. Torniamo in campo. De Oliveira. Spazio per il destro di Taborda. Di solito ci ha fatto vedere cose migliori da quella mattonella. Sì, è scivolato bene in catena Micheletto per portar via l'uomo e poi ottimo l'appoggio di De Oliveira
e tiro alto di Taborda. Guerra si muove bene, torna in campo Ricardinho, anche Cristiano Fusari. Sbaglia qui il Benevento, ha già battuto Taborda. Fusari 6 minuti e 15. Ricardinho, Taborda, De Oliveira. Ricardinho sposta sul destro, una finta, poi offre l'assist di nuovo a De Oliveira al limite dell'area, va a puntare per liberare il mancino. Scelto Fusari verso Ricardinho, si avvicina a Giulio De Oliveira. Ricardinho invece cerca Fusari, si gira in un attimo in un fazzoletto, trova ancora la strada sbarrata, abbassa il ginocchio Taborda, anche elegante nelle chiusure. De Oliveira di nuovo su Shitao, c'è stato il tocco di Giulio De Oliveira, la rimessa è giallo-rossa. Anticipato di Donna, alle spalle da Taborda. Guerra, Shitao si rifugia da Marchesano, mancino in avanti, lo stop di petto, servono uomini lì in avanti ad aiutare Guerra. Shitao a legare, Titon parte largo a sinistra, adesso si accentra il numero 10 Bolonnino, 1-2 con Titon. Bolonnino, altra grande giocata del Benevento, dorme la difesa del Genzano e 3-3 al Palacesaroni. E adesso è partita vera in questi ultimi 5 minuti. Vediamo Lego City come riesce a uscire da questo momento, se Marin chiama un time out immediato. Sicuramente momento di grande difficoltà. Si vedeva che dal punto di vista della fase di possesso stesse quasi facendo passare il tempo più che cercare il quarto gol. E adesso mancano 5 minuti e vediamo l'approccio di entrambe le squadre. Fantesele, anche un atteggiamento mai arrendevole da parte del Benevento, premiato con l'1-2 tra Shitao e Titon. Fantesele, doppio passo, prova a riprenderla Lego City. Lolo Suazzo che è rientrato sul terreno di gioco, riparte Titon, salta Ricardinho, Titon al centro, 4-3, clamoroso al Palacesaroni. Lorenzo Guerra firma il gol del vantaggio del Benevento. 1-2 terribile, Marco. Adesso credo che il time out per Lego City sia necessario, perché è un momento di totale difficoltà e infatti arriva il... Eccolo qui il time out. Qualche secondo di pausa. Tifosi, abbiamo bisogno ancora di voi, facciamoci sentire. Ecco City, ecco City. E quindi dal quinto possibile del Benevento entrata Borda da play, perché il Genzano deve rimontare il match. Micheletto, Ricardinho, senza paura, Titone De Crescenzo a pressare alto, libero De Oliveira. Taborda, mancino forte, respinto, Titon, la porta è vuota, non la salva, fallo laterale. Ricardinho, Taborda 1-2,
Ricardinho per Micheletto. Taborda, aggancio, Ricardinho, riceve Micheletto, orientato, esterno della rete, pallone in avanti per Titon, deve andare in porta Taborda, vince il contrasto Titon, passa anche su Micheletto Titon, trattenuto senza fallo. Ricardinho prende coraggio e va lui, poi scarica su Micheletto Taborda. Micheletto parte fuori, De Oliveira in area, spinto giù da Shitao, ancora senza fallo, stanno lasciando giocare i direttori di gara. Taborda dal fondo. In effetti un arbitraggio che è andato avanti un po' per tutta la partita, 4 i falli totali fischiati in questo incontro. Ricardinho, Pablo Taborda, aspetta quasi De Crescenzo per vedere da che lato andasse. Ricardinho torna da Taborda forte, gira intorno l'Eco City. Ricardinho, Micheletto, Taborda saltano un pressing forte, De Oliveira al centro, la salva il Benevento, prova il calcio marchesano dalla distanza, il pallone esce sul fondo. 4 falli a dimostrazione di quel poco agonismo, tra virgolette, che ti sottolineavo della gara in alcuni momenti. Così sta cercando di sfruttare un lato forte e debole per entrare anche bene con la catena di De Oliveira. Il Benevento sta cercando di attendere una palla positiva per chiamare time out. Scarpitti l'ha richiesto, vediamo. 2:25. Bissoni chiama un movimento a Taborda. De Oliveira, solita zolla. Taborda manda fuori tempo De Crescenzo, tocca al centro, Taborda la ritrova, Taborda col mancino, poi De Crescenzo, arriva De Oliveira, attenzione a Titon che calcia su Ricardinho che era andato in copertura, credo che non se ne fosse neanche accorto qui De Crescenzo, calciato a botta sicura. Ricardinho, Taborda, scorre il tempo al Palacesaroni che prova a spingere i suoi, appoggio di Taborda, Ricardinho, mancino, appoggio Micheletto a Bissoni, azione da PlayStation, 4-4, vola Bissoni, ma l'Eco City si rimette sul livello del mare. Non è riuscito a chiamare time out mister Scarpitti, l'aveva richiesto, probabilmente vedeva che l'Eco City era in una fase positiva nel giro palla. Ottima questa azione, un lato forte e debole molto rapido, non hanno avuto fretta, hanno cercato una palla in boa, una sponda e un 4 pali. 1:44, molto emozionante da vivere. Partita bellissima al Palacesaroni. Palacesaroni, manca 1 minuto e 44 secondi alla sirena della fine della partita. Facciamoci sentire ancora. Eco City, Eco City, Eco. Come dicevo, partita bellissima, è un time out questo che al di là che sì, può finire anche in pareggio, ma è un time out con cui si vince la partita. Vediamo, Shitao, scappa via Bissoni, la ritrova Mammarella, riparte Ricardinho, esce subito in pressing Lolo Suazo per aggredire il numero 10 dell'Eco City e infatti lo rallenta, fuori Mammarella e dentro di nuovo Taborda, fuori anche Romano e dentro Micheletto, rimette i stessi, finta di Ricardinho, Micheletto, appoggio ancora per De Oliveira, Marchesano in controbalzo, va a murare il numero 11, Ricardinho. Aumentano i battiti al Palacesaroni. Ricardinho per Taborda. Si gira, Micheletto attaccato dietro da De Crescenzo, non fischia. Calcio d'angolo per l'Eco City perché l'ha ritoccata Iosema.
ma c'è da asciugare. 54,6. Ci poteva stare forse il fallo, non l'abbiamo ovviamente rivisto. Vediamo adesso dall'angolo. Molto probabilmente Riccardinho potrebbe anche in questa tipologia di difesa del Benevento provare nuovamente un tiro di punta dal centro. Non so se ha ammonito Marco London o David Marin, il direttore di gara. Credo il mister delle Coseti. Eccoli gli applausi, quasi a stemperare quello che si respira in questo palazzetto. Adesso vediamo se riesce. Titon sta cercando di chiudere il passaggio periferico. Micheletto data borda direttamente, senza passare da Riccardinho, ci va il 14. Bissoni vuole portare fuori Josema. Micheletto, Riccardinho parte col mancino. Marchesano s'abbassa e para. C'era questo spazio, dicevo, questa era la palla che immaginavo, perché era uno spazio per il battitore in una difesa principalmente 2-2. Vediamo ancora Riccardo. Micheletto incespica, palla a metà strada da Taborda e Riccardinho. Quasi se la litigano i due, l'amministrano alla perfezione. 27 secondi. Taborda, bel dribbling. Inquadra la porta, rientra di nuovo sul mancino. De Oliveira lo fa partire lui. Attentissima la difesa del Benevento. 17 secondi. C'è da attendere. Cronometro che deve ridare un secondo. Adesso valutiamo se una giocata rapida può portare a un blocco, però vediamo il movimento di Micheletto, se fa una semiluna per il blocco. Micheletto. Eccolo. Taborda, eccola la semiluna. De Crescenzo vince il rimpallo, prova a lanciarsi sul pallone e a calciare. Pallone che esce sul fondo. Cartellino giallo per Pablo Taborda, che ha tentato di fermare il numero 6 con tutta la panchina che è scattata in piedi. Vediamo, 6 secondi, l'ultima palla è del Benevento. Chissà se Scarpitti mette il quinto per provare una codifica in 6 secondi o se mantiene esclusivamente il pari, che è ovviamente un punto che va bene al Benevento. La gioca all'indietro da Marchesano, che rilancia lungo per Scitao. Esce Mammarella e arriva anche la Sirena, che mette il triplice fischio all'incontro. Finisce 4-4 tra Cositi Genzano e Benevento. Una partita bellissima nel complesso. Spero che se ne sono date a vicenda, Marco. Sì, specialmente nell'ultima fase, una partita vincente. Sembrava l'attesa del quinto del Benevento. A 6 minuti dalla fine ci siamo ritrovati in un microsecondo con il quinto del Genzano, e poi alla fine l'ultima palla quasi il Benevento non la ribalta nuovamente. Da questa partita non esce guarito l'Equo City, sicuramente esce con una consapevolezza diversa il Benevento per il suo futuro di stagione. Io vi ringrazio di averci seguito, ci vediamo al prossimo incontro qui al Pala Cesaroni. Un saluto da Alessandro Brizzi E da Marco Di Fazio. alla prossima.